Come vedete le signore stanno selezionando le carote, la carota è un prodotto importante per quanto riguarda quest'area, siamo a 2 passi da Chioggia, qui c'è una grande produzione di carote, ovviamente di radicchio e quant'altro. Non solo questo, poi ovviamente i problemi dei consumatori, le aree ambientali, belle cose come sempre. Partiamo con la sigla. Ecco ancora qui altre signore che fanno parte del grande gruppo dei lavoratori dell'azienda, di questa azienda che si trova a Valgrande di Chioggia, proprio all'interno di questa area bellissima, peraltro frutto di una bonifica. Patrizio Garbin è titolare con i suoi fratelli, quindi l'azienda Fratelli Garbin, che produce in particolare carote e poi radicchio di Chioggia, radicchio di Chioggia IGP. E l'azienda si sviluppa su circa 150-200 ettari tra proprietà e affitto. Ecco, e poi fate la trasformazione come vediamo. Sì, poi la nostra azienda si occupa di trasformazione, praticamente tutti i nostri prodotti vengono trasformati e avviati alla grande distribuzione e ai vari mercati d'Italia praticamente. Ecco, allora loro che cosa hanno pensato? Ma perché non lo vendiamo noi, vi siete domandati allora? Esatto, abbiamo pensato di allestire un punto vendita qui in azienda praticamente con i nostri prodotti trasformati. Ecco, e su questo avete chiesto un finanziamento, anzi un aiuto, ecco, diciamo così, al programma di sviluppo rurale che vi ha detto sì, va bene. Sì, abbiamo avuto accesso alla misura 121 che ci ha finanziato, diciamo, il progetto. Ecco, allora con questo vedete c'è qualcuno che si attiva, peraltro come vi diciamo sempre, ve lo ripetiamo, parte il nuovo programma di sviluppo rurale, quindi anche lì ci sono nuove opportunità. E cosa vi cambierà il punto vendita? Ma diciamo che un po' per l'immagine, un po' per dare alla zona un punto di riferimento per acquistare dei prodotti salubri, sani e direttamente dall'azienda agricola. E poi è importante che la gente venga qui, che sappia che qui c'è una grande orticoltura, no? Beh, penso che Chioggia è sempre stata una zona di grande orticoltura, che poi si è estesa qui in Valgrande praticamente. Grazie a Patrizio Garbinga, ai fratelli Garbinga, a questa bella attività, a questo nuovo punto vendita realizzato attraverso il programma di sviluppo rurale. A proposito di qualità c'è sempre un problema anche ovviamente legato ai consumatori in generale, andiamo a sentire il problema di questa settimana. Contenere i costi aziendali e migliorare le funzioni ecologiche del suolo grazie all'agricoltura conservativa. Se ne occupa il progetto Help Soil, che riguarda da vicino i beneficiari del programma di sviluppo rurale. Per informazioni www.lifehelpsoil.eu. Ritorna Nuovi fattori di successo, il concorso del MIPAF che premia i progetti dei giovani agricoltori finanziati attraverso il fondo FEARS e i programmi di sviluppo rurale. Tutte le informazioni su reterurale.it. Finanziamenti, bandi, provvedimenti. Ogni mese tutte le novità sul programma di sviluppo rurale del Veneto nella tua email. Iscriviti alla newsletter Sviluppo Rurale del Veneto inviando la tua richiesta a svilupporurale@regione.veneto.it. Eccoci qui all'interno della nostra trasmissione a parlare di tutela del consumatore. Vorrei dire oggi a tutela dei giovani consumatori. Parliamo di quei ragazzi che occasionalmente trovano un lavoro. Non deve superare la somma 5.000 euro, ma come dicevo poc'anzi, in realtà loro non è che intascano 5.000 euro. Eh sì, questi prevalentemente sono giovani, vengono, come dire, penalizzati da un prelievo che tutti conosciamo, la ritenuta alla fonte, del 20%. Quindi ci troviamo di fronte sostanzialmente a un'ingiustizia che deriva dal fatto che già 5.000 euro non sono una grossa cifra in un bilancio di una persona.
vedersi decurtati i 5.000 euro di 1.000 euro, cioè del 20%, contravviene a nostro avviso ad alcuni principi sanciti dalla Costituzione. Mi riferisco all'articolo 36, laddove dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e comunque sufficiente a garantire a sé e ai suoi familiari una vita dignitosa. Che cosa possono fare quelle che ci stanno ascoltando da casa in questo momento? Allora, si può agire in diverse direzioni. La più importante è quella di chiedere il rimborso di quanto pagato. Lo Stato non è che li preleva e basta, li preleva in un momento delicato, ma dice che li restituisce quando, in termini di compensazione, quando cioè ancora la persona non avrà più bisogno, in sostanza non li vede mai, cioè quando avrà un reddito così alto da poter compensare le tasse future, le imposte future con questo credito. Ma torno a dire, spesso molti rinunciano a questo credito e lo Stato si trova in tasca dei soldi in maniera immeritata, diciamo così, immeritata. Io la ringrazio, dottor Conte, ci vediamo in un'altra occasione per parlare, ahimè, di un altro problema. La linea ritorna adesso a Mimmo Vita e quando noi ci ritroveremo saremo a Noale a scoprire le cave di Noale. Non ci siamo spostati molto da dove eravamo prima e adesso siamo in località Sant'Anna tra Chioggia e Rosolina, proprio sulla Romea, dove ci sono questi 113 ettari di bosco, un bosco particolarissimo, il Bosco Nordio, vero dottor Vianello? Una riserva naturale integrale della regione Veneta, gestita da Veneto Agricoltura, uno scrigno di biodiversità importantissimo tra centri molto abitati, Padova, Venezia, Rovigo, un laboratorio eccezionale per la didattica naturalistica e la ricerca naturalistica. Qui il bosco esisteva 1000 anni fa, quindi possiamo immaginare l'importanza anche storica di questo paesaggio. Questa però passerella, adesso passiamo a cose meno nobili ma molto importanti, è stata finanziata con la misura 227 del programma di sviluppo rurale. Sì, fa parte di un percorso di visita che attraversa il bosco e che giunge in uno dei posti paesaggisticamente più belli della riserva, che è questa degli Stagni, e in questo percorso portiamo le scolaresche, sono circa 1.000.000 i ragazzi ogni anno che vengono e che hanno modo così di conoscere a pochi passi da casa un ambiente di cui solitamente si ignora anche l'esistenza. Però si vedono le tartarughe. Qui ci sono le tartarughe palusti, la Emis orbicularis, che è stato oggetto di un intervento di salvaguardia, di riproduzione, è facile osservarla quando fa caldo. Una specializzazione, se vogliamo dire, proprio qui del Bosco Nordio è un rospo. Sì. Il pelote fosco è una delle specie di anfibio più rare d'Italia che abbiamo reintrodotto nella riserva da alcuni anni. Proprio in questi giorni siamo in corso con un programma di monitoraggio per verificare adesso la presenza degli animali che speriamo da quest'anno si possano riprodurre dentro questi stagni. Allora, che cosa manca ancora? Cosa manca? Mancano le uova perché già i maschi del pelobate hanno iniziato a cantare dall'anno scorso e speriamo che quest'anno sia l'anno, diciamo, che ci consenta di verificare effettivamente la presenza di una popolazione nidificante riproduttiva all'interno del bosco. Allora, grazie al dottor Jacopo Risciar, grazie al dottor Federico Vianello, vedete che bellezza qui, e adesso noi andiamo a Noale, perché anche lì c'è un parco, ovvero le cave di Noale. Vediamo. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Amici, eccoci giunti alla parte conclusiva della nostra trasmissione. Io mi sono spostato in provincia di Venezia, esattamente a Noale. Qui c'è una cava che il nostro ospite tra non molto amerà definire un piccolo francobollo e noi lo vogliamo definire tale. Ci troviamo alle cave di Noale, accanto a me c'è Andrea Chinellato che rappresenta il WWF, ma non solo, perché questo sito è stato voluto, è stato fatto crescere, è curato da una serie di amici. Assolutamente sì. Parliamo poi di un gruppo di amici
giovani nualesi che in passato sono riusciti, grazie ai loro interessi, a far diventare quest'area, che era una vecchia cava abbandonata dovuta alla raccolta di argilla, farla diventare un'oasi naturalistica. Che cosa è successo? Che metamorfosi c'è stata? Beh, sostanzialmente Noale aveva una necessità, quella di riuscire a risolvere un problema che era quello delle inondazioni dovute alle forti piogge autunnali, invernali, dovute al Rio Draganziolo qui vicino. E l'oasi si è prestata per la sua conformazione a diventare un'area di bacino di laminazione. E così il Consorzio di Bonifica, al tempo dell'Esersil, attualmente Acque Risorgive, è riuscito a fare dei lavori. In questo modo, grazie a questi contributi, l'oasi è diventata non solo un bacino di laminazione, anche di fitodepurazione, ma soprattutto un'oasi naturalistica. E poi però i bambini soprattutto vengono qui per capire. Sì, noi crediamo che la sensibilizzazione ambientale sia fondamentale, soprattutto nelle nuove generazioni, ed è per questo che con le classi, con le scuole, noi veniamo durante il periodo primaverile e anche autunnale a fare delle lunghe passeggiate lungo il sentiero che circonda l'oasi, e in queste passeggiate facciamo vedere che cosa? Gli animali, l'interazione tra di loro, e in questo modo i bambini possono vivere questa esperienza che, ripeto, è sostanzialmente un'esperienza anche un po' di vita, no? Perché i fotografi qui trovano materiale interessante. Quanto ne vogliono. Noi in primavera addirittura abbiamo un grandissimo nutrito numero di fotografi che vengono anche da altre province vicine per fotografare gli animali. Noi ci fermiamo qui, saluto Mimmo Vita che ha condotto con me l'altra parte della trasmissione e rinnovo l'appuntamento per il prossimo appuntamento naturalmente. Arrivederci.